Presidente Garghetta, qualcosa si muove per quanto riguarda la riqualificazione dei porti, dunque guardiamo principalmente Monfalcone. Sì, la legge regionale che è stata approvata dal Consiglio regionale è un'ottima legge, si tratta di un risultato veramente notevole, è il primo scalino per il rilancio del porto di Monfalcone e del sistema portuale nel suo insieme della regione. Di fatto Monfalcone oggi si candida a essere il vero polo regionale dell'economia del mare, cantieristica, nautica, portualità. Si parla tanto, no, di questa autostrada del mare, anche infrastrutture alternative a quelle obsolete che risentono il tempo, però come ha sottolineato lei è importante proprio perché si sfrutta cosa logistica già esistente. Io penso che l'economia del mare sia un pezzo importante della green economy e penso che la green economy sia l'unico futuro possibile per la nostra società e anche per la società europea. Di fatto la nuova legge sui porti permette al porto di Monfalcone di fare un passo in avanti. Adesso bisogna approvare il piano regolatore, prevedendo ovviamente anche l'arrivo dei traghetti e non solo delle navi, e infine bisogna andare a cercare col piano regolatore in mano, dobbiamo andare a cercare gli imprenditori privati che possono venire nel nostro territorio. Ci sono già degli interessi, però decisivo e importante assolutamente era fare la legge e adesso fare il piano regolatore. Arriveranno nei giorni attorno al 10 giugno le comunicazioni IMU predisposte a livello mandamentale per facilitare i cittadini nel pagamento della nuova imposta sulla casa. Si tratta, come anticipato, di documenti precompilati con l'importo relativo al primo acconto, da versare entro il 18 giugno agli sportelli bancari e postali. Non c'è dunque bisogno di recarsi all'ufficio tributi per il calcolo, dal momento che tutto arriverà via posta a casa di ogni contribuente. Basterà semplicemente firmare il modulo. Le comunicazioni, come detto, saranno recapitate nelle case dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian di Sonzo, Fogliano Re di Puglia, Turiacco, Sagrado, San Pier di Sonzo e Doberdò del Lago, entro la prima settimana di giugno. Non è stato possibile muoversi prima per il semplice motivo che solo negli ultimi giorni il Ministero ha diffuso il modello F24 semplificato per il pagamento. Si è quindi dovuto aspettare più di quanto previsto per la stampa, ma i vantaggi dell'utilizzo di tale modello sono molti. Prima di tutto una maggiore semplicità di utilizzo da parte del contribuente, poi una maggiore velocità di accettazione del modello allo sportello, anche se purtroppo la compilazione degli F24 da parte degli uffici postali e bancari richiede un certo tempo e di conseguenza sono prevedibili code agli sportelli, specie negli ultimi giorni. Per chi ha un conto corrente online sarà possibile il pagamento telematico semplicemente riportando i dati sul documento recapitato a casa. Prima uscita ufficiale da parte del nuovo assessore allo sport del comune di Gorizia per questa importante manifestazione, il quarto raduno delle auto d'epoca, dunque una manifestazione tutta da vivere, si parte da Gorizia, si arriva a Muggia, ma quello che conta è goriziani, se non andate al mare approfittate di questa occasione. Grazie della parola, io sono contento di essere qui a Gorizia, almeno mi posso vedere da vicino questa manifestazione, non servirebbe un invito per vederla perché basterebbe avere una voglia di conoscere la storia dell'Italia, perché qui oggi domenica si fa la storia dell'Italia, dell'automobilismo italiano e anche non. Saranno presenti persone da tutta Italia e anche dall'estero. Io credo che la città, come ho già detto in altre occasioni, non sta dormendo. Questa città è un pullulare di iniziative e di volontà di farsi sentire. E poi anche la coniugazione Gorizia, Trieste e Muggia che riunisce un po' tutto il Friuli Venezia Giulia in questa loro gincana che si snoderà lungo le vie delle città, sicuramente sarà una cosa da vedere anche da chi non può essere alla partenza. Io auguro a tutti veramente una bella giornata da godersi e vedere queste macchine sfrecciare in fila indiana verso la meta e il ritorno, perché poi ci sarà anche il ritorno a Gorizia alla sera. Grazie.